Vai! Vai, vai, vai tu! E vai anche tu! Vai! Ma ne abbiamo per molto! L'aldilà è lontano. Agenzia Funebre Grau. Magari anche vicino. Just kidding. Lifestyle. 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 Parrucchieri uomo, donna, bambino. Via Sardegna 90B, Oristano. Costruzioni Antonio De Muru, costruzioni e vendita appartamenti. Via Sardegna 90C, Oristano. Amici di Oristano Rosso Blu, effetto SR 45 minuto, ben trovati a questo nuovo appuntamento appunto dell'omonima rubrica 45 minuto. Siamo alla fine del primo tempo di Salernitana Cagliari 0-0. Andiamo a salutare i miei compagni di avventura di questo pomeriggio. Federico Palmas, ciao Fede, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Gianni. Titti Teresa Martis, ben trovata anche per te, buon pomeriggio, buona domenica. Ben ritrovati a tutti voi. Ciao. Marco Laporto, buon pomeriggio, buona domenica anche a te. Ciao Marco. Ciao a tutti quanti, buona domenica. Allora, salutiamo in primis il buon Fabrizio Serra, convalescente, gli mandiamo un grosso abbraccio. Ciao Fabri, che di sicuro ci starà guardando. Ricordiamo che siamo in diretta sia sul canale appunto di Oristano Rosso Blu, sulla pagina 40, anche sulla pagina di Effetto Serra e sul canale YouTube Effetto Serra, quindi salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando su YouTube. Marco, io partirei da te, poi andiamo da Titti, poi da Federico per parlare di questo primo tempo a reti bianche tra Salernitana e appunto Cagliari. A te la parola Marco. Ma io ho visto finalmente il Cagliari. Mi fa piacere vederli giocare in questa maniera, mi fa piacere vedere che questa formazione con Mancoso in campo, che finalmente è riuscito a mettere un po' di ordine alla squadra, con Dandes esterno destro, che mi fa piacere vederlo in quella posizione, lo vedo più equilibrato. Ho visto più azioni del Cagliari da gol, più possesso palla forse dalla Salernitana, ma è stato più pericoloso il Cagliari. Va bene così. Mi piace vederli giocare in questa maniera, sono contento. Marco, è giusto il modulo, secondo te, il 4-3-3 o 4-3-2-1 utilizzato quest'oggi da mister Ranieri? Sì, io sono contento. A me piace vedere giocare il Cagliari in questa maniera, che gioca, finalmente gioca. Titti, a te il tuo spazio, vai. Marco, modulo che io apprezzo, il 4-3-1-2. Con Mancoso trequartista, si vede che la squadra c'è più equilibrio in campo, anche perché c'è la presenza di Prati che dà anche quell'equilibrio in più a centrocampo. Dopo, se vogliamo analizzare la partita nel suo insieme, il primo tempo nel suo insieme, diciamo che dopo un iniziale sbandamento, perché c'era la Salernitana che pressava abbastanza, che a me è stato più un 4-3-3 da parte della Salernitana e non un 4-3-2-1 col terminale offensivo di Dia. Mi è sembrato più un attacco a 3 con Candreva, Cabral e Dia al centro. Quindi, Titti, perdonami, uno schema a specchio, dici, tra le due squadre, grosso modo? No, non è un tema specchio, perché il terminale offensivo doveva essere Dia nella squadra della Salernitana. Noi come terminale offensivo non abbiamo uno, ne abbiamo due.
Abbiamo sia Oristano Eppure che nella Luvumbo. grafica nel Io prepartita dava sul come campo, ultimo Luvumbo. sul campo io ho visto un'altra cosa, poi non so se Federico, che è molto più bravo di me, molto più esperto, ha visto le stesse cose che ho visto io. Però una cosa è certa, ho visto poi un po' più di grinta, un po' più di cattiveria agonistica nel secondo tempo, anche se non sono mancati molti errori e molti, come ti posso dire, molte azioni che non si sono susseguite perché proprio per distrazione. Per esempio il tiro di Lovumbo, quando è stato intercettato dal portiere che poi l'ha rilasciata la palla, non c'era nessuno pronto a prendere. Quindi l'azione va seguita a rimorchio quando c'è uno che scende. Io la penso così. Poi comunque mi è piaciuto il Cagliari, soprattutto dal decimo del primo tempo. Inizialmente era un po' contratto. Fede, a te la parola, bentornato tra noi. Ciao a tutti ragazzi. Allora, sicuramente è stato un bel primo tempo rispetto alle partite precedenti che abbiamo visto. C'è da dire una cosa, il Cagliari ha fatto una buona partita rispetto, anche una buona prestazione, possiamo dire così, contro la Salernitana, anche perché comunque noi venivamo da un trittico di partite dove abbiamo affrontato Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma, che comunque sono squadre nettamente superiori a noi. Di conseguenza ci può anche stare che hai un momento di difficoltà come quello che abbiamo provato noi, perché comunque se ci pensiamo, sino ad ora noi abbiamo pareggiato con Udinese e Torino, che sono squadre più alla portata del Cagliari. Ok? Poi, per quanto riguarda la partita odierna, ha provato uno schieramento diverso, ha messo anche Mancosu, che è uno dei tanti giocatori che abbiamo in rosa che ci è mancato. Io penso che comunque la Padula farà il suo ingresso in campo a partita inizia, secondo tempo in corso. Abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo anche rischiato in qualche ripartenza. Ciao, ringraziamo anche, salutiamo l'amico salernitano, benvenuto, è un piacere averti con noi, benvenuto in diretta, Forza Salernitana, invece noi diciamo ciao, benvenuto, se hai qualcosa da dire puoi anche intervenire liberamente scrivendo qualcosa, anziché dire odio Cagliari, scrivi qualcosa di intelligente e tutto quanto. Prego Fede. Stavo dicendo, adesso sicuramente mi aspetto, perlomeno io, mi aspetto che il Cagliari provi a usare qualcosa di più perché si può usare qualcosa di più. Giustamente abbiamo un avversario a nostra portata. Cambi, lascerei tutto così, bisogna vedere come sta andando perché c'è stato quel piccolo infortunio, diciamo così, che sicuramente valuteranno adesso lo staff medico del Cagliari. Come posizionamento in campo lascerei il mondo com'è, dico la verità, lascerei il mondo come ora, però come ora sta andando bene. Poi certo, bisogna vedere come si mette la partita, episodi e quant'altro. Sicuramente possiamo portarla dalla nostra. Vi faccio una Ciao, Dino. domanda, ciao Dino, un abbraccio a Dino che è in ospedale, dice che lo rallegra vedere Mancuso e Goldaniga e Nandez siamo più sicuri al momento. Secondo voi è anche Prati che ha fatto un tiro in porta spettacolare con l'asse di Luvumbo che per poco è stato parato dal nuovo portiere della Salernitana al posto di Ochoa, ha fatto bel primo tempo secondo voi? A mio modo di vedere sì. Marco, Titti e Federico, brevemente, poi andiamo avanti con noi. La scelta giovanile, come dico io, che ha fatto il nostro allenatore, a me piace. Teniamo conto anche che Prati è un nazionale under 21, anche Uristanio, insomma, sono giocatori che stanno facendo anche un'esperienza, diciamo, internazionale, quindi stanno acquisendo anche maggiore capacità per quanto riguarda poi lo stesso gioco, lo stanno mettendo in pratica. A me, sinceramente, vederli giocare in questa maniera piace Prati, piace Uristanio, piace la linea giovane che il Cagliari sta cominciando a far mettere in campo. Cosa è successo?
Da quello che ho capito ci sono problemi, non lo so se sono in onda o meno. Comunque condivido anche quello che ha detto di nuovo Marco Loporto. La freschezza dei giovani si vede e fa la differenza, sia Oristano che Prati stanno dando più agonismo in campo, però devono sfruttare soprattutto le palle devono farsi vedere vicino anche a Luvumbo, perché molte volte Luvumbo è solo e non può scaricare la palla, quindi cosa fa? Lancia così come capita, quindi bisogna anche farsi vedere ogni tanto in area di rigore. Poi non lo so che cosa sta succedendo. Ditemi voi. Ciò non toglie che comunque la Salernitana, certo il cambio gli ha dato più grinta, perché si vede che Inzaghi ha trasmesso qualcosa ai ragazzi, però sicuramente la difesa, come ha scritto qualcuno, si può tranquillamente cercare di fare qualche gol, perché la difesa non è così solida, a differenza della nostra, che oggi mi è piaciuta tantissimo. Dossena, bravissimo. Se dovessimo dare un giudizio ai calciatori del primo tempo, Dossena, Nandez, eccoti qua. Continuo a parlare io? Sì, Titti, fai la cortesia che ho problemi di connessione, io non riesco a vedermi, ho dovuto intervenire con un'altra linea d'emergenza, adesso lo rifaccio intervenire, chiedo scusa anche a tutti i web ascoltatori, adesso vai pure avanti tu Titti, adesso anche Federico, Marco è caduto, deve esserci un problema nella nostra zona, come sempre ogni fine settimana capita qualcosa. Piccolo dettaglio, vai Titti pure, vai pure avanti, grazie per essere andata davanti da sola, non so cosa hai detto in questo. In casa, io sono allo stadio. Comunque, ritornando a quello che dicevo prima, felicissima di vedere più agonismo da parte dei giovani, e bisogna sfruttare maggiormente la loro freschezza, sicuramente. Non escluderei un cambio comunque De Iola un po' distratto, anche se De Iola ha la capacità di avere anche quella fase difensiva che magari non ha qualche altro. Fede, dove eravamo rimasti prima del fatto di sconnettersi tutti quanti? A quanto pare nella nostra zona non siamo fortunati oggi. Stavi parlando tu? Io ho problema di rete. Esatto, sì. Stavo dicendo, io mi sono fermato al fatto che After è rientrato in... Sì. Vai. No, stavo concludendo dicendo... Fede, sei a scatti? Forse continui ad avere... Io sarei rientrato in campo. Prova ad andare avanti, Fede, il bello della diretta, abbiate pazienza oggi, ragazzi, signori. Fede, se mi senti? Titti, vogliamo andare avanti noi? No, nel frattempo qualcuno dice sei solo tu in diretta, va bene ragazzi, Goldanica va bene, Alessandro Salis, poi Bruno Pudu sono sicuro alla ripresa lo sblocchiamo, siamo leggeri davanti, dice addirittura Massimo Genovesi. Volevo farti una domanda a Titti a questo punto, c'è la possibilità di vedere qualche minuto la Padula lì davanti, visto che è stato convocato? Non lo so. Magari gli ultimi 10 minuti non si può rischiare dopo una lunga sosta un giocatore così importante. Adesso vediamo come si evolve la partita, perché se riusciamo a fare qualche gol e a tenere il risultato, possiamo anche farlo entrare. Nel frattempo qualcuno dice che gioca a Viola, forse io purtroppo non riesco a vedere da zona in quanto è anche prima non vedo De Iola un po' distratto, anche se De Iola, ho detto anche prima, occupa anche molto spesso ruoli difensivi, arretra in difesa e dà una mano d'aiuto anche in difesa, però non escluderei appunto, però vedo che qui stanno riscaldando, no, questi sono giocatori della Salernitana, ecco, Sulemana sta riscaldando, anche la Padula sta riscaldando. Adesso vedremo un po'. Quindi ti fai la cortesia, se puoi dirci chi sta facendo un po' di riscaldamento,
così possiamo dare in diretta, perché io appunto non riesco a connettermi. Allora, sta riscaldando. Vediamo se ce n'è qualcuno che accelera il riscaldamento o no. Questo è il giovane Iliev della primavera che si sta riscaldando, ma serve giusto per fargli scaldare un po' tutti. Iliev. Dice Giampiero Cuccado anche Viola al posto di De Jong o Prati sarebbe una soluzione Ecco, per te, Titti? Viola che si sta riscaldando, sì, probabilmente entra Viola, perché vedo Viola senza la maglia, che accelera, senza la pettorina. La tenuta dalla pettorina dall'allenamento, sì. Zappa e Viola. Ecco qua, sì, Zappa e Viola. Non so Va se... bene, quindi ci confermi che stanno per iniziare anche, quindi Zappa e Titti, Viola. a breve? Sì, Zappa e Viola. Però chi Ok. ancora gli spogliatoi, nel tunnel che porta al campo. Marco, anche lui deve essere che non riesce a riconnettersi, ha problemi anche lui, quindi andiamo quasi in chiusura. Svestiti. Cosa Titti, scusami, perdonami? Sono già svestiti, Zappa e Viola. Ok, perfetto, quindi i Infatti, cambi sono quelli. hanno dei Fede, suggerimenti. stavi dicendo qualcosa prima che la linea ti saltasse di nuovo anche a te? Sì, stavo arrivando alla questione cambi, che io avrei lasciato così, a parte, a meno che non ci fossero stati dei forfè o comunque degli infortuni, Una come tu tossigna la dici. Salernitana, l'hanno inquadrata adesso. Titti, scusami, c'era Federico che stava dicendo la sua, perdonami, oggi è giornata di sovrapposizioni e di problemi di linea. Fede, ripeti quello che stavi il tuo pensiero, poi No, andiamo ho in detto, chiusura. stavo dicendo che Ecco, Augello. Fede, sei frizzato? No. Che... Sì, stavo dicendo semplicemente che non avrei fatto dei cambi, se non la questione dell'infortunio di Nandes da verificare, che infatti entrerà Zappa al posto suo, e poi Viola io spero e penso che entri al posto di De Jong e non quello di Prati. Quindi entra Zappa ed esce Nandez, Ok. esce Mancuso ed entra Viola. Perfetto, io non posso vedere nulla assolutamente, in quanto, anzi adesso sì, riapriamo DAZN, vediamo se riusciamo a rivedere qualcosa. Non c'è stato nessun cambio per ora. Va bene, Titti, per la Salernitana c'è stato qualche cambio? No. No. Perfetto. Allora, io vi ringrazio, grazie a Titti, grazie a Marco che si è disconnesso per motivi di linea, grazie a Federico, Fede, ci sentiamo in privato, un saluto a tutti quanti i telespettatori, un saluto a Fabrizio Serra in convalescenza, ciao Fabri, un abbraccio grande, un abbraccio a tutti gli amici di Effetto Serra, Oristano Rosso Blu e appunto Effetto Serra tramite la pagina YouTube. Ciao a tutti, buon secondo tempo e forza Cagliari sempre. Ciao a tutti, Ciao, grazie. Cagliari, ciao. Ciao. Ciao Federico, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.